Si è scagliato contro di lei, colpendola più volte dritto al volto per poi avvolgerle le mani attorno al collo nel tentativo di strangolarla. È stato il culmine dell'escalation di violenza che la donna, residente a Mestre, era costretta a subire da tempo. Una violenza fisica, psicologica ed economica, quella del marito nei confronti della giovane donna, incolpata anche del fatto che con 3 figli piccoli non riuscisse a provvedere da sola al loro mantenimento. L'ultima aggressione e il tentativo di strangolamento l'hanno spinta a chiedere aiuto a un'amica, la quale a sua volta ha allertato le forze dell'ordine e convinto la giovane a recarsi in commissariato. I poliziotti, verificata la presenza di evidenti segni di lesioni al volto e al collo, sono venuti a conoscenza che il marito già in passato, anche quando era incinta, avrebbe reiterato condotte violente e vessatorie nei suoi confronti. All'uomo è stato imposto il divieto di avvicinamento alla donna, l'allontanamento urgente dalla casa familiare e il braccialetto elettronico. Il GIP ha inoltre disposto nei suoi confronti l'obbligo di versare alla moglie quanto necessario per il mantenimento dei 3 figli.